Io dico seconda peggior partita della gestione Pontarolo dopo San Luigi. Sei d'accordo? Sì, abbiamo fatto una partita pulita e buona tecnicamente soprattutto, abbiamo sbagliato tanto, però quello che era importante oggi era portare a casa 3 punti per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza e credere di poter fare anche qualcosa in più. L'importante ora è raggiungere appunto, come ho detto, la salvezza e dopo sperare di fare qualcosina in più, ecco. Posso farti una domanda Sì. personale? Sei soddisfatto della tua prestazione? Allora, dal punto di vista tecnico magari ho sbagliato tanto e ne sono consapevole, però dal punto di vista caratteriale e di voglia di provare a portare a casa la vittoria sono soddisfatto. Vabbè, ma quella ce la metti sempre, no? Sì, però forse oggi anche qualcosina in più. Ho corso tanto, penso, Corri e penso di aver fatto anche buone coperture in fase difensiva, ho rincorso, quindi tecnicamente soprattutto si può migliorare sicuramente, Come però spieghi queste ma errori di passaggio, di cross o di... può essere una giornata storta, può essere tanto, il campo magari anche allo stesso tempo non ci aiuta, è un campo pesante. Ultimamente? Sì, è un campo pesante qui, però cerco sempre di dare una mano se non ci sono dal punto di vista tecnico, magari come oggi che non sono riuscito a dare il massimo, magari come domenica scorsa che è arrivato un assist da un cross, da una palla inattiva, ho cercato di dare qualcosa di più a livello caratteriale, che è importante tenere su una squadra, soprattutto quando sei sotto, ecco. Ecco, con che testa andrete a Campodarsene? Con la testa di vincere la partita, non partiamo mai per pareggio, per perdere una partita, questo poco ma sicuro. Noi andiamo lì per fare la partita e portare a casa i 3 punti, e che ci possono avvicinare ancora di più a quello che è il nostro obiettivo, quindi sarebbe una vittoria importante. Speriamo insomma vada bene, adesso lavoreremo bene in settimana come stiamo facendo nelle ultime settimane e speriamo di portare a casa questa vittoria. Andiamo a Campinoale, Mm, ti parlo all'andata. sì. Avresti mai immaginato di avere una classifica così adesso? Beh, ti dico, sul gruppo ci credevo. È un gruppo di ragazzi che lavora bene in settimana. Ci mancava qualcosa dal punto di vista morale, probabilmente, e anche magari dal punto di vista tecnico. Con l'arrivo del nuovo mister, sapevamo, io lo conoscevo già, Bassano, porta tanto agonismo, porta tanta voglia e per noi era fondamentale. Secondo me mancava un po' di agonismo, un po' di quella fame giusta per arrivare a vincere le partite. Credo che sia una squadra diversa, però bisogna dimostrarlo fino all'ultima partita del campionato. Dopo un 2-2 in casa, mi ricordo che qui hai detto siamo stati dei polli. Sì, Conegliano è maturata. sicuramente. Si è visto anche nelle ultime partite, soprattutto oggi, quando vai sotto, magari non hai fatto una bellissima partita, però siamo andati sotto e siamo stati bravi a recuperarla. E questa è una vittoria che ti può lanciare ancora di più, secondo me, anche dal punto di vista morale. Era una vittoria importante e l'abbiamo ottenuta.